il capitale non aveva previsto che lo stesso capitale si può moltiplicare su se stesso, quindi il concetto di borsa, quindi siamo proprio in un sistema completamente differente di cui dobbiamo giorno dopo giorno sempre più cercare di capire. Maurizio, vengo alla critica. Io leggo le cose che tu hai scritto, leggo le cose di Latouche, di tanti altri, di volo un po' di libri su questi argomenti. Quando tu parli di un programma politico per la crescita con la creazione di Beppe Grillo, un altro personaggio che io stimo molto, io però non ho capito una cosa, cioè che ci fa Walter Ganavini in questo contesto. A pagina 95 Walter Ganavini insieme ad altri autori parla della, cito soltanto i capitoli: prevenzione dei rifiuti, diffusione dei rifiuti, compostaggio domestico, acqua del rubinetto, l'acqua va spina, recupero e riciclo della materia. Fammi finire l'intervento, poi magari più veloce di così: recupero di energia e smaltimento, gli impianti di NB. E Walter Ganavini conclude dicendo che in relazione all'obiettivo rifiuti zero, al termine dei processi di trattamento meccanico-biologico si ha un residuo composto essenzialmente di plastica che può essere utilizzato come combustibile da rifiuto in sostituzione delle fonti fossili di impianti industriali esistenti, cementifici o centrali termoelettriche a carbone esistenti. Cioè noi sono anni che stiamo lottando per avere, come dire, con Walter Ganavini tutta una serie di risoluzioni per i rifiuti, ma Walter Ganavini probabilmente è stato un uomo così fazioso che alla fine, oltre a non accettare le nostre richieste che lui stesso scrive in questo libro, tramite quest'ultima parte che ho citato, alla fine mi sembra strano come una persona come te riesce, come dire, a portare in auge un nome che noi abbiamo diffidato per le sue modalità istituzionali. La parte politica, sono brevissimo, ho finito. La parte politica mi sembra evidente che uno stile di decrescita che deve essere una proposta politica significa occupare e riappropriarsi della politica con la P maiuscola, quindi stare nelle istituzioni, ma questo non significa assolutamente fare delle liste con partiti politici che ormai hanno già firmato cambiare idea. La domanda l'ho fatta, se l'hai ascoltata, sicuramente ci dirà qualcosa. Penso che il discorso non cambi. Si può dibattere, se
volendo, potrei anche fare l'olio della spina, un altro prodotto in loco, diciamo. Quindi io penso che sia più che altro un esempio che, per come stanno oggi le cose dal punto di vista del mercato attuale, si può dire lo yogurt che oggi trovi al banchi del supermercato, insomma, molto probabilmente viene dalla Svizzera o comunque da altre parti del nord Italia, per cui se deve arrivare fino in Calabria percorrerà migliaia di chilometri. Il latte magari esiste anche la città del latte calabrese, percorre meno chilometri. Da questo punto di vista posso essere d'accordo. Però come dire, in un'ottica più generale, dove il mercato è un mercato virtuoso come quello che vorremmo fossimo della crescita felice, io direi che ha anche un senso, io ho prodotto la spina, io vado a comprare, poi vado a comprare il latte alla spina, e non lo devo proprio io, anche perché potrebbe succedere che magari non voglio lo yogurt tutti i giorni, lo voglio quel giorno che insomma lo voglio. Autoprodurlo però vuol dire produrlo ogni giorno, perché altrimenti poi insomma va male, insomma, il processo di stocco, non posso produrlo quando voglio io il yogurt. Devo comunque comprare poi da qualche parte i fermenti lattici che vengono prodotti da qualche altra parte che devono fare chilometri, quindi il discorso è quello, non fatto. E quello dimenticarci un secondo, perché una volta che fanno le yogurt, un bicchierino finale che rifanno quello che sto dicendo, però in questo caso devo farlo costantemente, non quando quella volta che voglio comprarlo, altrimenti vado a comprare sul supermercato per fare altro yogurt. Quindi insomma il discorso è quello. Quindi la domanda è proprio se ha un senso portare avanti questo discorso all'estremo piuttosto che fare un discorso più generale, quindi non basarsi sull'aspetto folcloristico della yogurt. La seconda domanda si rilaccia al discorso politico che faceva prima Salvatore Cagnale. Non sarebbe il caso, visto che esiste questo desiderio da parte di molte persone in Italia di concretizzare insomma, politicamente questo movimento, non sarebbe il caso appunto di parlare in maniera più esplicita e dire ok, organizziamoci e creiamo questo movimento realmente politico per, come dire, affermare anche dal punto di vista istituzionale queste nostre idee, questo nostro modo di voler portare avanti questo discorso, perché fin quando restiamo dall'altra parte della barricata, secondo me, questa è la mia personale opinione, a fare discorsi politici che però poi aspettano sempre un interlocutore dall'altra parte che ci ascolti e che li mette in pratica, è un po' come autolemonarsi, visto che siamo probabilmente gli unici in Italia a fare questi discorsi, siamo anche abbastanza, dovremmo forse essere noi stessi ad assumerci la responsabilità di implementare queste argomentazioni, queste idee dal punto di vista istituzionale e politico. Avendo letto il libro e anche mi sono appuntato alcune cose che volevo precisare, quindi anche abbastanza pratiche, per cui non sono filosofiche ma molto concrete. Allora, tu parli del recupero edilizio. Chiaramente il recupero edilizio nella città è chiaro. Mi domandavo che idea ci dovrebbe essere per il recupero dei capannoni industriali sagristi che ci sono vicino alle campagne, vicino alle città, quindi sono tantissimi. Un'altra cosa, per la riqualificazione energetica degli edifici, la strada è quella degli incentivi statali, nel senso di spingere le persone a riqualificare la propria casa. Il movimento politico che cosa dovrebbe fare? Dovrebbe parlare sempre di incentivi piuttosto che alle macchine, alle case, alle ristrutturazioni edilizia. Questa è la strada, ce ne sono anche altre. Poi parla anche di automezzi pubblici a uso privato. Volevo se spiegare cos'era perché non mi è chiaro. Altre due cose. Chiaramente tendiamo alla riduzione dei trasporti su gomma perché sono molto inquinanti, con il rischio degli autotrasportatori che possono fare quello che hanno fatto. Come lo possiamo affrontare questo problema che chiaramente è anche un problema di occupazione, insomma, quindi creando altra occupazione e pensando di far spostare persone che fanno i trasportatori in un altro ambiente lavorativo. E l'ultima è questa, passano i risparmi energetici, quelli dello smaltimento dei rifiuti, quelli sanitari, nel senso che abbiamo un miglioramento per compensare le perdite di posti di lavoro nelle filiere commerciali, quindi meno trasportatori, meno addetti alle vendite, meno addetti alla produzione dell'usa e getta, meno interventi